Il direttivo sì. Allora ci portiamo alla conclusione di questa cena, prima del ballo. Il Circolo Culturale Navarca avrebbe pensato per i suoi 20 anni di fondazione di ricordare con una piccola targa di riconoscenza due persone, c'è un'altra di targa anche, due persone che sono sempre state vicino al Circolo Navarca, e intanto presenteremo una. Io vorrei che venisse a donare questa targa il nostro primo cittadino Roberto Festa. E allora direi prima di invitare la persona e poi dirò due parole. Prego Roberto. Allora la prima persona che voglio invitare è Ennio De Corte di Aiello, che lo vediamo laggiù. Un applauso per lui. Bene, allora Ennio De Corte in questi 20 anni di nostra attività, sia prima come sindaco sia poi come assessore alla provincia di Udine, è sempre stato molto vicino alle nostre iniziative e devo dire che ci ha anche molto appoggiato ed aiutato, perché come ben sapete quando si devono fare certe cose si ha bisogno anche di qualche piccolo soldino, e allora abbiamo tramite la provincia in particolare abbiamo potuto realizzare i monumenti gnomonici ad Aiello, e abbiamo potuto stampare una serie di libri che certamente, se non ci fosse stato questo aiuto, sicuramente non avremmo potuto realizzarli. E pertanto abbiamo ritenuto opportuno in questa occasione molto particolare per noi, per sua riconoscenza, preparare questa targa. Il sindaco magari potrebbe anche leggere quello che abbiamo scritto sopra. Prima di dare questa targa all'amico Ennio volevo ringraziarvi di avermi invitato, di essere qui questa sera insieme ai concittadini e amici da fuori. È una bellissima serata, una bellissima ricorrenza. Speriamo che questa ricorrenza, visto anche l'esito della serata, si ripresenti magari in lustri, non in ventenni, perché sennò va a finire che qua di noi restiamo in pochi. Quindi di noi, nel senso che io resto, di noi restiamo in pochi, gli altri non lo so. Sì, quindi veramente è stata una splendida serata, una splendida iniziativa. Noi come amministrazione comunale cerchiamo sempre di fare quello che possiamo, i tempi sono difficilissimi, però è un aiuto soprattutto a chi merita, a chi si impegna per il nostro paese, dà lustro al nostro paese. Credo che sia un dovere per ogni amministrazione doverlo fare. Detto questo, consegno appunto questa targa all'amico Ennio, questa targa che dice: un sincero ringraziamento dal Circolo Culturale Navarca a Ennio De Corte per la vicinanza, la condivisione ed il sostegno in 20 anni di attività culturali a favore delle comunità di Aiello e Ioannis. Io credo che un applauso sia... Grazie naturalmente Ennio di tutto quello che hai fatto per noi. È stato benissimo. Allora, com'è? Sì, certo. Perlomeno un ringraziamento.
all'inizio mi è sembrato un necrologio, poi ho detto ma no, forse no, forse è un qualcosa per andare avanti, anzi per andare avanti credo tutti noi, in particolare il Circolo Navarca, ma credo che un augurio per tutti noi. Io ringrazio Aurelio, ringrazio il Circolo Navarca anche perché credo che nella vita credo di un amministratore come io mi ritengo, non di un politico, quello che a volte mancano è soltanto un grazie, non è che servono tante cose, molte volte credo ci sia l'impegno, almeno io ho cercato in questi 30 anni insomma, di mettermi impegno, credo che qualche volta qualche grazie in più sarebbe stato anche così più accolto ben volentieri, quindi una ragione in più ovviamente per ringraziarvi per questo segno, perché i segni sono importanti. Poi io credo che poi chi ama il proprio paese, come io amo Aiello ovviamente, cerchi di fare il più possibile per il proprio paese dove è nato e dove continua a vivere, dove vuole vivere in maniera sempre migliore. Quindi chiaramente il Circolo va in questa direzione, quindi da parte mia ovviamente un aiuto sarà sempre al Circolo stesso e con l'augurio di rivederci in occasioni come queste. Grazie molto. Segnarla, sì? Vorrei invitare a consegnarla uno dei soci fondatori del Circolo, posso dire la persona, come si fanno un po' in tutte le costruzioni, che ha posato la prima pietra del Circolo Culturale Navarca. Allora Andrea Bellavite, vieni qua. Consegnarla alla targa, lui è venuto per consegnarla, lo faremo per i 25 anni. Allora Andrea Bellavite, devo dire che nel 93, nell'autunno del 93, ha avuto come parroco di Aiello, come ben sapete, ha avuto la forza e la volontà di unire una serie di persone, una decina di persone, per fondare questo circolo. E in quell'occasione era venuto anche a casa mia a cercarmi, dai vieni anche tu, ma io lavoro, parto la mattina alle 8, torno alle 8 di sera, insomma, no? Non bisogna sempre chiedere a quelli che lavorano, insomma, le parole povere. Da quella volta lui l'idea l'ha lanciata, no? E poi noi siamo qui a sostenerla naturalmente da 20 anni e continueremo naturalmente a farlo. Quindi grazie anche per questo, perché se non fosse stato per te sicuramente ad Aiello non avremmo potuto realizzare quelle tante iniziative che vi ho detto all'inizio. Vuoi dire due parole prima che poi chiami la persona che daremo la targa? Beh, io mi sento oggi come quando vedi nascere un bambino piccolo e poi lo rivedi 20 anni dopo. Ti senti un po' responsabile di quello che è successo, però nello stesso tempo ti accorgi che le strade sono andate avanti in parte su cammini diversi. Mi sento un po', tra virgolette, orgoglioso di quello che ha detto adesso Aurelio, perché all'inizio l'intuizione del primo momento era un'intuizione delicata, come un seme gettato che pensavamo difficilmente avrebbe potuto fruttificare, a meno che non esistesse un Aurelio, che invece ho pescato e Aurelio è stata la chiave di volta su cui poi si è edificato questo grande edificio che è la storia del Circolo Navarca. Mi sento in parte un po' responsabile, oggi parlo, mi auto anche del progetto Meridiana, perché quando vidi Aurelio dipingere la Meridiana davanti a casa sua gli chiesi se poteva venire a farne una in canonica. E la Meridiana della Canonica di Aiello è stupenda, una roba, e lui lì poi ci ha preso gusto e ha capito che quella strada lì avrebbe potuto portare
al paese delle meridiane. La prima volta che disse questo mi ricordo che tutti si misero a ridere, ma figuriamoci se Aiello diventerà il paese delle meridiane. Insomma, poi invece abbiamo visto che sui giornali nazionali e oltre è diventato il paese delle meridiane, e anche un po' sul Cammino Celeste, perché il Cammino Celeste è una cosa a cui io tengo enormemente, è nato da un'esperienza profonda di vita che io e altri amici abbiamo fatto, e che nell'incontro ancora una volta con Aurelio e il Circolo La Barca ha preso una sponda, un percorso che nessuno di noi avrebbe potuto neanche lontanamente immaginare. Quindi io, prima di consegnare la targa al carissimo amico Paolo Medeossi, sono felicissimo che sia qua, e volevo chiedere a tutti, siccome non so se poi lo farà qualcun altro, ma comunque ancora meglio, di fare un grande applauso ad Aurelio, perché senza di lui non ci sarebbe proprio nulla. Un grande applauso invece a Paolo Medeossi di Udine, giornalista, responsabile della pagina della cultura, forse una volta, no? Anche, e della cronaca di Udine. Paolo Medeossi nel 2006 aveva sentito da una giovane giornalista, 1996, sì, sono venuto un po' più avanti, volevo essere più giovane. E aveva sentito che in questo paese, ad Aiello, appunto si cominciava a costruire queste opere mnemoniche. E Paolo Medeossi è ma prima di arrivare lì volevo dire una cosa, è una persona che poi io ho avuto modo di conoscerlo nel tempo, molto sensibile alle scoperte che nella nostra regione dei personaggi riescono, diciamo così, a realizzare, e lui coglie queste appunto importanti iniziative che vengono svolte magari anche un po' sottotono, e le sa fortemente valorizzare, come naturalmente ha fatto valorizzare il nostro paese. E così anche il paese delle farfalle, Bordano, e così anche i colonos, come il circolo anche questo culturale giù a Villa Caccia, e così anche i famosi Cercaluna con Pierluigi Cappello, che poi abbiamo fatto anche una serata ad Aiello con lui e con altri artisti, con il temporale in arrivo e con Anna Degernat, che ha dovuto anche entrare per fare il dipinto in diretta, insomma, no? La Tiziana, avevamo anche tantissime persone che naturalmente poi hanno continuato nella regione a portare avanti, diciamo, in particolare la poesia, ma non solo nella nostra regione, anche fuori. Quindi siamo un po' tutti, come ha detto Andrea, orgogliosi di queste cose che nascono così quasi dal nulla, ma dal nulla Paolo Medeossi ha fatto nascere il paese di Aiello, il paese delle meridiane, perché dopo che è stata una sera appunto a casa mia fino all'1:30 di notte, sì, insomma, sono uscito e ho detto, ma sto qua. Poi ho passeggiato un po' nel buio di Aiello dicendo, ma che, cioè, il mio mone, robe strane, mi aveva dato un po' di grappe. Ma mi hai dato? No, quello non hai bevuto un po' di grappe, magari. E quindi no, è che in quell'epoca lì c'era una grande fortuna in questo paese e non c'era il palloncino, per cui la sera si poteva andare ad Aiello e bere un po' di grappe. Stasera venendo qua devi stare ben attento, a rientrare. no, infatti tante cose, forse anche le meridiane, forse sono nate in epoche in cui non c'era sto palloncino, per cui la sera andare alla Gasthaus e non si erano i progetti, no? Perché il problema di Aiello è che i sogni si avverano perché c'è Aurelio. Se voi stasera avete un sogno, glielo dite a lui, domani mattina, domenica, passate per casa sua, trovate tutto pronto, la grafica, il logo, il motto, domani mattina e non dopodomani. E questo è il fatto. Allora Andrea prima parlavamo, adesso tu vivi a Gorizia, no?
Però se Gorizia avesse, non so, non un Aurelio, ma mezzo Aurelio, forse sarebbe una città un po' diversa. È che non c'è. Mezzo Aurelio a Gorizia, date il mezzo Aurelio. Stanno esagerando, non andate dietro loro due. Per il cammino celeste non ancora neanche il problema del rigatto. No, infatti il cammino celeste funzionerà quando la gente capirà che puoi bere e non ti tolgono la patente. Come potete vedere, insomma, ci prendiamo con un po' Un'altra cosa, l'ultima cosa, no, ma è vero, no, venuto sull'acqua. Allora, il Cammino di Santiago è una cosa che è lì da secoli, no? Però è stato rilanciato, come hanno detto, almeno quando sono andato lì, 20 anni fa, 25, quando lì è andato Papa Wojtyła, 89, quando lì è andato Papa. Allora, caro Aurelio, tu che fai tante cose, una telefonatina a Francesco, domani noi abbiamo un cammino, se magari quello che arriva è, no? È anche un prete che è un po' in periferia. È un po' strano da recuperare. Vabbè, vedono che insomma c'è molto spirito e fa piacere questo, insomma, no? Vedono che poi ricordatevi che dovete rimanere perché si balla anche dopo. Allora, vogliamo farlo poi serio, no? Insomma, dopo quella sera sono passati 2 giorni e il mercoledì del 21 agosto 1996 sul Messaggero è stata pubblicata questo grande titolo, no? Con tante immagini delle meridiane di Aiello, delle prime meridiane di Aiello, e con questo bell'articolo scritto da Paolo. E da lì naturalmente è partito un po' tutto, perché poi ci siamo accordati anche per far conoscere a Paolo gli altri gnomonisti della nostra regione, e sono usciti gli articoli in Canal del Ferro, nella zona del Manzanese, le meridiane di Udine e via dicendo, insomma, no? Quindi abbiamo creato un po' una base culturale non indifferente e invidiabile anche per le altre regioni italiane, perché la festa delle meridiane, che poi è nata insieme alla Proloco ad Aiello, è l'unica festa italiana, no? Su questo argomento, no? E io che partecipo a diversi seminari e tutti mi chiedono come naturalmente ad Aiello ci sono tante meridiane, insomma, io mi auguro, vi dico a loro, che anche in altre regioni italiane nascono dei paesi come lo abbiamo noi. Allora era doveroso in questa occasione, visto anche che mi dispiace che sei adesso in pensione da poco tempo, ma sei stato un grande giornalista del Messaggero, complimenti. Ecco qua la targa, se vuoi Andrea leggere quello che gli abbiamo scritto. Un sincero ringraziamento dal Circolo Culturale Navarca a Paolo Medeossi per la vicinanza, la condivisione e il sostegno al progetto Meridiane nel Friuli Venezia Giulia. Bene, grazie, un applauso, grazie. Allora, diciamo che avremmo terminato la cena, spero che sia stata il vostro gradimento, e adesso non è finito, adesso abbiamo i nostri giovani e bravi musicisti, Valentina, che non vi ho presentato ma li ho tenuti per adesso, no? Se volete alzarvi, Valentina e Alberto Cescuti di Giovanni. Abbiamo voluto ascoltare in casa con loro, sono molto bravi per questa bella serata che il circolo ha voluto fare. Rimanete naturalmente con noi, non andate via, la serata sarà ancora piacevole e mi auguro che possiate sempre ricordare con il sorriso, come ho detto all'inizio, che è un po' la prerogativa delle iniziative nostre del circolo Navarca. Quindi state sempre con noi e vi voglio tutti fra 5 anni per la festa del 25esimo, mi raccomando. Bene, allora, buon divertimento.